Trebaseleghe, casa dell'Union Diavoli. Lo stimolo oggi viene in automatico quando è di fronte un avversario che in 17 partite ha collezionato 15 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Laudino Baggio per Roblox, buon futsal con Union Diavoli Arzignano. Matteus, Zuccon, sale Matteus, quindi Zuccon va dal 14, Iabre che poi carica la botta da lì! E Iabre trova il gol del vantaggio. Il destro di Iabre, complice anche la deviazione. Trati spalla alla porta, la protegge su Giulio Righi. Il tocco per il destro di Zuccon. Deviazione della difesa dell'Union Diavoli. La palla però resta biancorossa. Ancora Zuccon. La parata di Spagnuolo. 2 volte Spagnuolo. Grande, doppio intervento d'angolo. C'è Leonardo Tumiatti che poi fa un blocco. Il destro invece è di Concato, messo fuori dalla difesa. Sacca attende l'arrivo del numero 10 Pavanetto. Il tocco per Pavanetto. Pavanetto cerca il secondo palo. Si deve superare così Marzotti. Righi sbaglia un passaggio semplice. Ci arriva in agguato Iabre che poi va diretto in porta. Iabre! Grandissima lettura del capitano Hamza Iabre. Conquista palla al limite della propria area di rigore. Si fa tutto il campo in solitaria. È lucido e freddissimo davanti a Luigi Spagnuolo e la mette lì. Lo schema su rimessa dell'Union Diavoli. 1:39 a fine primo tempo. Il tocco per Favaro. Matteus è lì in agguato. Marco Pavanetto che fa 1-2 Union Diavoli. Cato. Sacca insiste, gliela porta via, quindi può andare Sacca. Concato non lo tiene, il tocco sotto su Marzotto, mette fuori Tumi. Posizione avanzata per l'Arzignano che conduce per 2-1 in casa dell'Union Diavoli. Iabre da fuori, il palo di Iabre. Violentissimo il destro del capitano che ha fatto doppietta fin qui. Attenzione perché c'è l'Union Diavoli in avanti con Favero che resiste. Favero la palla al limite dell'area. Lo scarico. Pavanetto si salva così la difesa. Ma attenzione a Zuccon che salta l'ultimo uomo. Zuccon. Che azione incredibile da una parte all'altra. Dall'occasione di Iabre all'occasione Union Diavoli con il tiro di Pavanetto. E poi su tutte la magia di Zuccon. Teus dietro da Zuccon che aspetta, invece va ancora vicino da Matteus, una finta di troppo, perde una palla che può diventare sanguinosa. Scotton a destra, Tumiatti che poi sterza, viene messo giù, non c'è fallo, quindi Righi può andare, Righi al tiro, Marzotto con un riflesso, la terra per l'Arzignano, quindi può ripartire la squadra di casa con Scotton che se ne va via. Scotton ha rifilato un tunnel ai danni di Alberto Tumiatti, se n'era andato via così. Tumiatti costretto a trattenerlo per la maglia, quindi fare fallo. E l'arbitro estrae il secondo cartellino giallo ai danni del numero 9, quindi cartellino rosso. Panetto, l'uscita di Tumiatti. Righi cerca il centro dell'area, una deviazione che arriva. Ed è quella vincente e decisiva del numero 8 Luca Scotton. 10-16 al termine, Righi resiste su Castrati, Pavanetto verso la porta, interviene Marzotto, poi Castrati, dribbling di troppo, fuori per Mattiazzi, alto di pochissimo. Cato palleggia l'Arzignano con calma, Castrati accelera con l'1-2 che però non si chiude, invece Castrati gliela porta ancora via Favero dal limite, non trattiene Spagnuolo, da fuori Iabre! Un'azione rocambolesca dell'Arzignano che però ci crede, prima con Castrati, poi con Concato addosso alla difesa, alla fine arriva Iabre. Ripartire Pavanetto, una finta, vince anche un rimpallo, Pavanetto cerca il primo palo, colto di sorpresa, Marzotto, non finisce mai la sfida al Palasport di Trebaseleghe, 6-17 al termine. Scotton va dal 10 Pavanetto che carica il destro da lontano, direzione Tumiatti, Sacca davanti a Marzotto, la palla resta lì, esplode di gioia il popolo giallo-nero al Palasport di Trebaseleghe, è una bolgia oggi, il gol di Scotton fa esultare così i tifosi di casa. 2:38 al termine, con la palla lunga a cercare Scotton che cerca di proteggere su Iabre. Scotton va un metro con Zuccon, portiere in movimento, Iabre ma proprio dal numero 10, laterale a sinistra, Concato in mezzo, dove arriva il destro, ravvicinato di Castrati, è una partita infinita, 1:40 dal termine, torna avanti la squadra di mister Sebastiano Luciano e dimostra ancora la propria forza. 1 secondo e 1 al termine di un incontro spettacolare, purtroppo deve finire anche questa partita bellissima offerta da Union Diavoli Arzignano. Il risultato finale dice 5-4 per la squadra di mister Sebastiano Luciano, che ha saputo restare in partita fino all'ultimo secondo anche dopo il pareggio di Scotton, arrivato un paio di minuti dal termine. A 1:40 è Castrati a portare la vittoria per i biancorossi.